Siamo in Veneto, ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, siamo nel cuore di Portogruaro, diocesi di Concordia Pordenone, siamo nel Duomo, anzi nell'oratorio San Pio X del Duomo di Sant'Andrea, della parrocchia di Sant'Agnese. Questa struttura è nata immediatamente dopo la guerra, parte anche, la parte più vecchia e anche la meno funzionale ai tempi di guerra. Quasi fosse stato un voto per l'incolumità della città durante i bombardamenti. Ormai la struttura è fatiscente, 60 anni di attività, con una storia ricca alle spalle, che ha lasciato e ha impresso un buon ricordo, soprattutto luogo di formazione e di proposta. La struttura ormai è inadeguata all'attività che necessita oggi. Quindi con il contributo, e qui vorrei ringraziare la Conferenza Episcopale Italiana, con il contributo della CEI di 800 e oltre 1000 euro, con le forze anche delle parrocchie e con altre attività, riusciremo a realizzare il primo lotto che dovrà prendere l'avvio indiscutibilmente entro il 4 settembre. Il prossimo anno il Gresto dove si farà allora? Ecco, utilizzeremo una struttura dove un tempo era un po' parrocchia, la scuola materna, che ristrutturata da una fondazione Calasanzio ci ospiterà per questi 2 anni. Benissimo, e noi concludiamo, abbiamo conosciuto l'oratorio Pio X del Duomo Sant'Andrea, parrocchia Sant'Agnese di Portogruaro, vi ringraziamo e l'appuntamento è a domani alle 20:10 con i Grest su Telechiara.